Buongiorno squadra, oggi vi portiamo lungo un sentiero non complicato con un dislivello di 700 metri alla portata di tutti, sempre che non abbia appena nevicato. Abbiamo una neve che è molto bagnata e si fa abbastanza fatica a salire su. Ma iniziamo dal principio. Amore, ciao. Ciao. Allora, ieri sera ha nevicato e noi, siccome volevamo sporcare le ciaspole, che non l'abbiamo Almeno una fatto, volta. almeno una volta, non l'abbiamo fatto in tutto l'inverno, però una cosa e l'altra non ci siamo riusciti, abbiamo preso la palla al balzo e caricato tutto in macchina velocemente e adesso siamo all'attacco del sentiero. Per Cappella Zitta. Benissimo, vediamo un pochino com'è. Sì. Sei pronta? Ma penso di sì. Hai preso le racchette? Ce l'hai lì dietro. As above, so below. I like to watch you closely. You're looking toward the stars for all the answers that you hold inside. Volevo fare. Madonna, come perché un se no- coccodrillo. Ma no. Ah, beh, lei sì. Sì, ma non tu, certo. Dio Mio. perché Piccolo se- momento di ricarica, 2 noccioline. Buone. sì, perché la dovevamo tracciare tutto il percorso. Sì, Visto non che manca c'è sta- poco, c'è ancora No. un bel pezzo. La neve è bella bagnata, è pesante, si fa fatica. Sì, il percorso non è difficile per nulla, No, però con la neve così, specialmente perché non è passato nessun altro prima. maledetti, e sono tornati tutti indietro. Bella, ma impegnativa. Bene, dopo le nuvole basse si è messo anche a nevischiare. Abbiamo una neve che è molto bagnata e si fa abbastanza fatica a salire su e non dovremmo essere molto lontani dalla nostra meta e speriamo che smetta e magari speriamo, perché davano nel pomeriggio che si apriva. Noi incrociamo le dita, andiamo avanti, via si parte. Dai, bussa e chiedi con permesso, dai. Permesso? Tu ferma lì. Ecco. Bene. Romanticissimo. scrivere sulle pareti. Bisogna anche dirlo, ma Dio santo. beh, Vabbè. ma- Sì, bisogna anche dirlo, bisogna anche dirlo. Bene. Smenteare che mese. Però bellissimo. Dopo No? aver curiosato, si prega di richiudere bene gli armadietti. Beh, sembra giusto. Abbiamo 2 belle e comode tavole di legno. In verità sotto c'è anche, per il più fortunato, la gomma piuma. E Sì, non, direi non c'è la stufa, che ci sono ma passati i topi. con un bel sacco a pelo. Ci sono passati i topi. Ci sono passati i topi, vabbè, sappiamo che quando si va nei rifugi si convive anche con
il topolino. Malgarauna è una piccola costruzione in legno situata su uno spallone che discende verso nord dello Yoff di Mezzagnotte. Come avete visto, il piccolo ricovero dispone di 2 tavolacci con un tavolo per mangiare, ma niente stufa. La camminata lunga circa 9 km andata e ritorno non è per nulla complicata se fatta in condizioni meteo favorevoli e i suoi 700 metri di dislivello sono ben distribuiti. In inverno vi consigliamo di chiedere informazioni sulla situazione meteo, munirvi di abbigliamento adeguato, ramponcini e ciaspole se necessario. Bene, Malgarauna, 1488 metri, studiato, e siamo arrivati fino a qua, quindi lasciamo il sassolino del sorriso. Ok, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Mostra questo qua dei gattini, ti prego, perché a me mi fa impazzire, veramente molto bello. E vabbè, già sapete il gioco come funziona, quindi stiamo lì a parlare tanto. Non stiamo a parlare tanto appunto perché vi vogliamo sui sentieri e non sui telefonini, quindi video brevi, non vi vogliamo rubare troppo tempo. Alla fine aperitivo presso il ristorante Rio Argento, ora via la carta tabacco con i dati tecnici, grazie per supportarci e sopportarci. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima.